Ciao a tutti e bentornati. Oggi per Eneroad affronteremo uno dei temi più controversi di questo periodo e anche degli ultimi anni. Parliamo infatti di mobilità elettrica. Mobilità elettrica, cioè veicoli elettrici o veicoli green, come vengono definiti in questo particolare periodo storico, sono tutti quei veicoli che per muoversi non usano fonti fossili, ma usano principalmente l'elettricità. Elettricità vuol dire la corrente domestica o meno che al posto del carburante all'interno della nostra vettura consente di percorrere i chilometri che ci servono e che ci separano dal nostro luogo di destinazione. Ma perché il veicolo elettrico? Il veicolo elettrico principalmente per una questione etica, per una questione di rispetto ambientale. Spostarsi con un'auto che va a corrente sicuramente incide di meno a livello globale sull'inquinamento. Molto spesso però affrontiamo con le persone che si avvicinano all'idea di auto elettrica tutta una serie di reticenze, di problemi, di dubbi che sono legati proprio al cambiamento di abitudini. Sappiamo bene che l'essere umano difficilmente vuole cambiare abitudini e ogni volta che prova a cambiare abitudini in realtà trova tutte le scuse lecite e non lecite perché queste abitudini poi alla fine non cambino. Un esempio eclatante è legato a un altro ambito green, quello del fotovoltaico, no? Per anni abbiamo assistito a controverse domande sul fotovoltaico, una su tutte era quella legata all'inquinamento dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici. È una domanda che a me fa sorridere, più che altro perché ci preoccupiamo dello smaltimento del fotovoltaico, che è un oggetto che, tra virgolette, è posizionato sul tetto delle nostre case, produce energia gratuitamente, e non ci preoccupiamo di smaltimenti ben più difficoltosi, onerosi o quotidiani che in realtà tralasciamo. Il fotovoltaico però è un grande esempio. La mobilità elettrica soffre dello stesso problema. Quando si parla di auto elettriche, le domande che vengono fatte al nostro interlocutore o dal nostro interlocutore sono normalmente le stesse, sempre le stesse. La prima domanda è legata all'autonomia. Che autonomia ha un veicolo elettrico? Un veicolo elettrico ha un'autonomia legata alla percentuale, alla presenza, alla quantità di batterie all'interno del veicolo stesso, per cui più batterie abbiamo disponibili nel nostro veicolo, o meglio più kilowattora, perché è importante che incominciamo anche a utilizzare i termini giusti anche per quantificare energia e potenza, più kilowattora sono presenti all'interno delle batterie del nostro veicolo, più questo veicolo avrà autonomia. Il mercato ormai offre soluzioni per ogni necessità, per cui un'auto elettrica ha una percorrenza più o meno media che va dai 200 ai 500 km. Questo perché il costo delle batterie negli ultimi 5 anni si è dimezzato quasi annualmente e questo ha consentito al mercato di trovare nuove soluzioni. Non parliamo di marche di automobili perché ormai tutte le case automobilistiche hanno fatto le loro versioni elettriche o ibride che poi diventeranno elettriche. Questo però risponde a un'altra delle domande, la classica domanda che viene fatta in Sardegna, ma noi che abbiamo fatto più volte anche il Tour d'Italia è una domanda che viene fatta in tutta Italia. No? L'autonomia di questa auto elettrica legata anche alla velocità della ricarica. Ok, io ho la possibilità di fare 300 km con la mia auto elettrica, ma quanto ci metto a caricare questi 300 km? Anche qui la risposta è molto semplice. La risposta è in base alla corrente, alla quantità di corrente che tu hai disponibile per ricaricarla, senza andare a fare tanti calcoli, perché poi alla fine le risposte sono più o meno semplici da trovare. Diciamo solamente che già la domanda alla base soffre di un problema. Perché io devo ricaricare un'auto elettrica da 0 al 100% ogni giorno? Perché nella mia educazione, nella mia consapevolezza di vettura, c'è l'idea del pieno della macchina carburante che pian piano si consuma e quando si è consumato si accende magari quella famosissima spia
giallo-arancione, allora a quel punto vado al distributore e riempio il mio serbatoio. Questo non avviene nell'auto elettrica perché cambia completamente il paradigma. È un po' come fare la stessa domanda a una persona legata al suo cellulare. Quanto ci metti a caricare il cellulare? Questa è una domanda che nessuno ci fa perché sappiamo benissimo che più volte al giorno, ogni volta che possiamo, attacchiamo il cellulare in carica. L'auto elettrica è esattamente un oggetto molto simile al cellulare, no? Nel senso che è un oggetto che ha delle funzioni, che ha una batteria che gliele fa fare. L'auto elettrica difficilmente la dovremo ricaricare quando siamo completamente scarichi, è più probabile, anzi è consuetudine, caricarla ogni sera quando stiamo dormendo. Io dormo, l'auto elettrica si ricarica. Cambia per cui il concetto, la mattina io mi sveglio e la mia auto elettrica al pieno, tutte le mattine. L'idea di ricarica veloce è un'idea importante ed è indispensabile quando io devo affrontare lunghi viaggi. Un'altra delle domande che tipicamente ci viene fatta è: ma l'auto elettrica non ha senso perché non ci sono le colonnine. È vero, le colonnine sono un elemento importante della presenza all'interno di una famiglia di un'auto elettrica, ma non sono indispensabili. L'idea stessa che l'auto elettrica si possa ricaricare con la corrente di casa in realtà rende superflue le colonnine. Qual è la differenza tra ricaricare in una colonnina pubblica o ricaricare con la corrente di casa? La differenza sostanziale è la velocità di ricarica. Per cui la colonnina pubblica è indispensabile ogni qualvolta io ho bisogno di ricaricare 100 km in un'ora. La corrente di casa che mi consente di caricare minimo 10-15 km per ora normalmente è più che sufficiente per ridarmi l'autonomia che ho consumato durante la giornata. Perché ricordiamoci che la media europea, e noi sardi siamo più o meno all'interno di quella media, è legata a una percorrenza pro capite di 36 km al giorno. Nella stragrande maggior parte dei casi le persone si muovono di 60-80 km al giorno, non di 500. Il classico esempio dell'informatore scientifico, dell'agente di commercio, sono esempi calzanti su auto elettriche di un'altra fascia, perché si parla comunque di persone che usano l'auto per lavorare, che hanno bisogno di fare tanti chilometri, che normalmente già prima utilizzavano auto di una certa fascia per poter consentire di fare tanti chilometri in comodità. La ricarica domestica in realtà acquista in questo periodo un valore incredibilmente importante, perché la realtà è che l'auto elettrica si ricarica a casa. Per far questo oggi vi presentiamo e vi parliamo di un prodotto, di un progetto che è nato in seno alla Camera di Commercio del Trentino Alto Adige e con Federenergia, una federazione che si occupa di aiutare la convergenza verso le fonti rinnovabili e l'utilizzo consapevole dell'energia, e che si chiama SoCharge. SoCharge vuol dire social charging, è un prodotto che è destinato a tutti quegli ambienti dove non c'è la semplicità di posizionare un punto di ricarica, perché magari sono ambienti condominiali oppure hanno parcheggi sottoposti a vincoli dei vigili del fuoco o che devono comunque rispettare la normativa in quanto autorimesse. Ecco, in questo caso, dove la difficoltà di mettere tanti punti di ricarica è realmente sentita, ad esempio tutti i condomini come li conosciamo noi, è stata affrontata 2 anni fa da SoCharge con appunto Federenergia, e si è arrivati alla realizzazione di un progetto che aiuta i condomini ad avere un punto di ricarica per ogni condomino, attaccato a un unico allaccio, così da condividere, e da qui la parola social charging, da condividere l'energia e condividere anche i costi fissi di questa energia, e consentire a tutti i condomini di poter avere il punto di ricarica privato destinato, riconoscendo i costi dell'energia al condominio ed essendo completamente garantiti sulla funzionalità e anche sulle velocità di ricarica, perché in quel caso si riescono a raggiungere le velocità di ricarica tipiche delle colonnine pubbliche. Questa è una cosa molto importante, perché intanto semplifica la vita di chi vuole passare all'elettrico, ma tutela anche chi ancora non è pronto a fare questo passaggio, poiché social charging o SoCharge non addebita costi anche se il punto di ricarica è stato installato all'interno del parcheggio se non viene utilizzato.
In questo caso anche chi oggi non ha intenzione di comprare un'auto elettrica ma sta comunque guardando con curiosità il futuro della mobilità può pensare di partire da un punto di ricarica predisposto all'interno del proprio stallo condominiale, del piano pilotio, di quello che è il suo spazio per il parcheggio, in vista di magari un prossimo acquisto. In un periodo in cui il decreto 110 e il decreto rilancio consentono di avere praticamente in modo gratuito un punto di ricarica all'interno del proprio condominio, è sicuramente un passo a cui pensare. Se lo uniamo all'incentivo sull'acquisto delle vetture elettriche, che può arrivare anche a 10.000 euro, ecco che chiaramente si creano tutta una serie di equilibri anche sociali ed economici che forse sono quegli equilibri che servivano all'Italia per passare finalmente all'elettrico.